Saçların lüle lüle yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır, ölürüm de vermem ele. Yar yaraman, yar yaraman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız. Ne oldu ya? Ne bağırıyorsun? Adam ölmüş Osman. Odasına gittim uyandırmaya, nefes almıyor. Buz kesmiş kadın. Ne? Uykusunda gitti kadın Osman, gitti. Dur, sakin ol, sakin ol. Geliyorum. Ne oldu Berran? Madam mı öldü? Adam ölmüş. Ölmüş gitti uykusunda kadın, uykusunda gitti. Güler, Güler. Ne var, ne bağırıyorsun? Bizim madam öldü. Madam mı ölmüş? Ne zaman? Salumang sindan ako na pagmasdan. Dalagat binata ay nagsusumpaan. Sila'y Buonasera signora. Puoi mettere questi in frigorifero, per favore? Il signor Paolo? Sì, apparecchia per tre così. Hai finito con la doccia? Non mai così tardi? Sono stata col mio amante, ti sbrighi? Vieni sotto la doccia con me, no? Oh, dai! Passami il balsamo. Ma sta lì! Passami il Ti ho balsamo. detto che sta lì! Vieni un attimo. Che c'è? Senti, mi accompagni a Napoli domattina? Altieri mi ha detto che svendono dei Lalique, può essere interessante. Sì, per me va bene. Tanto domani mattina finisco presto. Ma proprio domani ci devi andare. Chi le prende le misure dell'appartamento? Quale appartamento? Via dei Giubbonari. Eh. Senti, io a Napoli ci devo andare per forza. Allora ci vado da sola. Ma che vuoi? Ci vado con Paolo e basta. Così almeno per un giorno non ti vediamo. No, ecco, guarda, questo è proprio il tono peggiore. Vuoi un tono più elegante? Io vado a Napoli con Paolo. Peggio. Leggo il giornale e ti dà fastidio. Mangio in fretta e ti dà fastidio. Rimetto a posto e ti dà fastidio. Ma che vuoi? Ma che vuoi da me? Sai qual è la verità? Sentiamo, qual è la verità? È che tu non sopporti l'idea che so fare le cose meglio di te. Tu sei pazza, ti devi curare. No, veramente, Marta, ti devi curare. No, io me ne devo andare, guarda, lontano, il più lontano possibile. Ma Napoli non mi sembra così lontano. Oh, Francesco, mi fai incazzare veramente adesso, eh?
E ricordati di stirare le camicie. Mio. Mio. Francesco, ma sei ancora qui? Sì, stavo andando. Scusa, ma lo sai da quanto tempo è sparito? Mi pareva di averlo sentito. No, sono 6 mesi che è sparito e sono 6 mesi che ti sembra di sentirlo. So, fai un po' te. Ma mi spieghi che cosa devi fare di così importante? Scusa, volevi farti tanto una vacanza? Vacci con Paolo, no? No, lo sai benissimo che Paolo non può venire. Non già dimenticavo. Io però veramente non ci posso andare, devo stare dietro a Cassarà. Ci siamo io e Paolo, possiamo farcela benissimo da soli. Ma non è vero, lo sai, non è vero, l'incarico l'ho avuto io. Sono io che tengo i contatti con il cliente, sono io che vado tutti i giorni a parlare con gli operai. Perché vuoi fare sempre tutto te? Affidati una volta, no? Ma come cazzo faccio adesso con tutti i lavori che sono rimasti da fare? Non hanno ancora cominciato con i soffitti. Pronto? Niente, non ce la faremo mai in 2 settimane, su. Ti richiamo io, ciao. Chi era? Valeria. Ancora? Oh, comunque siamo in 3, ricordatelo, non ci sei soltanto tu. E questa volta il discorso è un altro, si tratta della tua famiglia, perciò in Turchia ci devi andare te. Ma quale famiglia che io mia zia non la conoscevo nemmeno? Beh, però la casa l'ha lasciata a te, non a me, giusto? Perché ci devo andare io a venderla. Ma scusa, non mi lasci seguire i lavori in via dei Giubbonari e poi mi mandi in un paese che non conosco. Ma che c'entro io? E poi guarda, è meglio che ci vada un uomo. Quelli gli uomini li rispettano di più. Ma non dire stronzate, di invece che non hai nessuna voglia di aiutarmi, come sempre. Oh, non alzare la voce. Allora tu cerca di ascoltarmi quando parlo. Che bella questa rosa. Io sono un toro e mi piace le rose. Ma che difficili questi italiani, ma dai. Sì, difficilissimo, sì. Senta, Zozzo, chi è che vuole comprare l'immobile? Senti, ti dico, questa è una ricca, una brava. Io domani mattina vado a parlare con questa signora. E dopo trasiamo un contratto e... Come domani mattina? E questa sera allora cosa ci siamo visti a fare? Garçon, gelsene bir dakika. Cosa ci siamo visti a fare questa sera? Ma somos amici adesso, eh. Ti ho conosciuto stasera, eh. Ha capito? Sì. Perché qui Italia e qui Turchia è un poco difficile, non come una Italia, eh. Sì, ma domani lo facciamo? Su, domani mattina va a parlare con questa signora e dico, e dopo te lo dico subito. Zozzo, cerchiamo di capirci. Io devo ripartire il più presto possibile. Io domani mattina vado a facciare questo servizio, questo contratto, e dopo mezzogiorno tu puoi partire da qui. Ha capito? Ade bravo. Va bene. Ti piace questa signora che è italiana, che canta in italiano? Eh? Sì, è proprio quello che mancava. Second floor. Lei è italiano, vero? Sì. Qui viene tanti italiani e tanta gente famosa, gente importante. Ha visto nomi scritti sulle stanze? No. Greta Garbo, Winston Churchill, Agatha Christie, le ha scritto in questo hotel. E poi italiani famosi, Re Italia, Re Vittorio, Enrico Fermi, Toto Cutugno. Buonanotte. Buonanotte, signor Trotsky.
Pronto? Sì, sono io. Salve. Senta, io sono fuori Roma, può chiamare in ufficio e fissare un appuntamento per la settimana prossima. Arrivederci. Lütfen yardım eder misiniz? Yardım edin lütfen. Scusi, non capisco. Aidez-moi s'il vous plaît. Il fait très chaud. J'ai besoin de boire. Venez, je vous aide, venez. Ah, très, jeune homme. Merci. Attendez quoi, par là? Vous êtes bien gentil. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Fatigué, fatigué. Vous voulez vous asseoir là? Ah, non. Là-bas, s'il vous plaît. Là-bas, là-bas. Venez. Ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Pas mal, pas mal. On est presque arrivé. Ah, merci, merci. Vous êtes bien gentil. Non, pas de quoi. Et nous sommes arrivés au hammam à la fin du conte. Voilà. Lütfen bir bardak su verebilir misiniz? Buyurun, buyurun. Çabuk bir bardak su ver bana. Başım döndü de. Buyurun. Bu yabancı olmasaydı... Vous aviez déjà visité un hammam? Non, jamais. Oui, mais il faut absolument... Teşekkür ederim. Il faut absolument profiter de cette occasion. Merci, vous êtes très gentil, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Mais vous devez absolument. Hein? Absolument, mon cher.
hamam içinde mi? Teşekkür ederim. Allora, Zozzo, questa è la pratica? La pratica sta pronta solo per filmare. Manca un piccolo passo. Che piccolo passo. Manca soldi per Caparo. Ma come sarebbe, Zozzo? Sa benissimo che ho poco tempo. E cosa fare? La signora non c'è qui, eh? La mobile sono tutto vecchie. Ha capito? Posso che bacio ancora il prezzo. Vabbè, allora, Zozzo, la signora non c'è. Questi vogliono abbassare il prezzo. Io voglio ripartire. Cosa vogliamo fare? Quante vogliono offrire? Sono bravo, eh? Guarda, tutto scritto in italiano, tutto il contratto, capito? Sono bravo, eh? Non c'è scritto il prezzo. Adesso vuoi parlare, e mamma un po' più vecchio, eh? Tu vuoi parlare con la signora. Ma cosa da parlare? Come da parlare? Ma lo sapevo anche prima che era vecchio, no? Come l'ha chiamato? Hammam. Hammam. Perché non me l'ha detto che è un bagno turco? Hammam è un bagno turco, eh? Sì, ho capito che Hammam è bagno turco, ma perché non me l'ha detto prima? Francesco, in Istanbul aveva tanti hammam che era grande successo, eh? Adesso non c'è successo. È finita la moda di hammam, hai capito? E guarda questo cartello. È un bagno turco di un sultano specchi. Degli specchi. Degli specchi, sì. Merhaba Mine Hanım. Merci sana da. Merhaba kızım. Merhaba. Evde kimse var mı? Babaannen evde mi? Bir saniye lütfen. Merhaba Osman Efendi. Hayrola Zozo? Hamamın sahibini getirdim. Rica etsem anahtarlar sizde mi? Ya, buyurun içeri gelin. Gelin. Da bere. No, grazie. Adam kararlıdır. Füsun, kızım misafirlerimize ayran yapsana. Allora, tu sei Francesco. Sì, sono Francesco, sì. Hamamı satmak için İtalya'dan özel olarak geldi. Ön anlaşmayı imzaladı. Grazie. Bu adam kararlıdır. Sizin gibi kararsız değil ki. Questa mia figlia Füsun. Teşekkür ederim kızım. Ciao, Francesco. Ciao. Allora, vuoi vedere hamam? Sì, se è possibile, sì. Lütfen. Lütfen bir an evvel gösterin bitsin ya. Lütfen. Sus, Zozo, sus. Vieni, ti porto. Io sto resto qui, eh? Ha capito? Sì, ho capito, Zozzo. Usavamo sempre questo passaggio. Nessuno è più entrato in hamam da quando Madame è morta.
Posso tenerlo? Sì, certo. Sen ne istiyorsun bizden ha? Ben bu eve girdim. Çocuklarım burada doğdu. Anladın mı? Anladım kız. Yo, sen hiçbir şey anlamadın. Hiçbir şey anlamadın. Kız ben seninle ne için konuşuyorum? Git bu pis evden. Güzel bir menkana da senin. Bak şimdi hakikaten tepeme attırıyorsun. Çekil şuradan. Ferhan, bak bu bey bizim Madame Anita'nın yeğeni. Dur ya Osman. Zaten şu herif tepeme attırıp duruyor Allah aşkına. Francesco. Sen madamın yeğeni misin? Scusa. Scusa, madam sempre parlava di te. Çocuğa bir şey ikram ettiniz mi? Seduto. Ti faccio caffè? No, no, grazie. Noi abbiamo molte cose di Madame Anita che dobbiamo fare. Guardi, non lo so, io rimango solo pochi giorni. Ma questa roba è piecca, eh? Te lo dico. Tutto è venduto questa signora. Questa è piecca sta roba. Oh? Ha capito? Ulan sen madamın eşyalarını sattığımızı mı söylemek istiyorsun? Ulan biz hırsız mıyız? Şimdi paralayacağım seni Osman tut. Zozzo, non discutiamo di queste cose adesso, per piacere. Scusa per la discussione. Quando vuoi vedere le cose di Madame? Il prima possibile, io devo ripartire. No, tu vieni a mangiare qui stasera. No, va a mangiare con me, eh? No, tu vieni a mangiare qui stasera e basta. Io viene stasera. Ferhan, Francesco geldi. Buonasera. Ciao. Ciao. Scusa, un minuto ancora. Oh, grazie. Tu non dovevi. No, si figuri. Osman biraz daha işim var. Sen çocuğa evi gezdir. Ben gezdiririm. Madame dormita qui un anno. È morta qui. Dentro ci sono cose di Madame. Merhaba Memo. Bu Francesco, Madam'ın yeğeni. Questo mio fratello. Ciao, sono Mehmet. Memo se vuoi. Ciao. Francesco, ancora un po'. basta, no. Sì. Hanım, gel bakayım buradan sana koyayım bir. Salata. Buon appetito. Buon appetito. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Osman, çocuk hiçbir şey yemedi. Yemekleri mi sevmedi acaba? Non ti piace la nostra cucina? No, ho mangiato troppo, veramente. Non è vero, tu hai mangiato poco. Prendi ancora di questo. No, vabbè. Ya rahat bıraksana çocuğu dile dinleyesin ya. Allah Allah. Ama hay Allah kahretsin gene bunlar böyle. Osman bir haftadır bu böyle bir şeyler yapmak lazım. Ne yapabilirim canım? Bunları yak. Come sta tua padre? Mio padre è morto. Oh, mi dispiace. Sapevamo tua madre ma tuo padre no. Sono quasi 2 anni ormai. Osman duydun mu? Madamdan aşağı yukarı bir yıl önce ölmüş. Sei sposato? Sì, mia moglie lavora con me. Che lavoro fate? Ma niente, abbiamo un laboratorio di arti applicate, ci occupiamo di allestimenti di mostre, arredamenti di interni. È architetto anche lei. Ha capito. Avete figli? Anne yeter artık sorgulamaya döndü. Tu devi scusare, ma normale, noi curioso. No, Tu curioso. Scusate. Pronto? Sì, sono io. Guarda, in questo momento non posso, la richiamo io domani mattina, va bene? Va bene, arrivederci. Scusate. Ma
Perché non l'avete tenuto aperto l'hammam dopo la morte di mia zia? Quando Madame Malata Hammam ci ha chiuso, noi avevamo tutti altri lavori. E poi gente non veniva più. Cambiati tempi. Dove è seduto tu adesso? Seduto, madame. Dopo mangiato lei preparava sua sigaretta e poi insegnava noi italiano. Tu ricordato noi di lei. Ultimi 10 anni ha venduto tante cose. Metteva sigarette qui e fumava ad anello. Che strano. Te l'ha fatto di mio padre. Ci sono anch'io. Posso guardare? Sono io questo. Non sai quante cose? Libri, vestiti, soprammobili, oggetti da leak. Beh, non sei mica obbligato a vendere tutto. Tieniti qualcosa. Sì, infatti ci stavo pensando. Senti, invece voi, come va con l'appartamento? Tutto a posto. Dovremmo aver finito la settimana prossima. Siete sicuri di farcela da soli? Sì, stai tranquillo. Te piuttosto, quando pensi di concludere? Guarda, non lo so. L'avvocato mi sta facendo perdere un sacco di tempo. Credo che voglia prendermi per la stanchezza per farmi abbassare il prezzo. Dice che gli devo procurare un attestato dei beni culturali perché pare che il bagno turco sia sotto la tutela delle belle arti. Non ho capito bene. Lo vedi? Le cose si complicano. Pensa se fossi partita io. Meno male, guarda, meno male. Francesco, è pronto te? Sì, arrivo. Trovato? No, qui non c'è. Io so dove trovare allora. Cara sorella, sono partita con un nodo alla gola che non si è ancora sciolto. Sapevo che non sarei più tornata e avrei tanto voluto che ci fossimo lasciate senza rancore, ma tu non l'hai permesso e io capisco. Spero almeno che tu legga questa lettera. Magari un giorno, quando avrai superato il rancore, mi risponderai. Istanbul è quello che cercavo. Sono arrivata da una settimana e già mi ruba il fiato e il sonno. Quanto tempo sprecato prima di raggiungerla. Ho la sensazione che mi stesse aspettando, silenziosa, mentre correvo dietro a una vita tanto faticosa quanto inutile. Qui le cose scorrono più lente e morbide. Questo vento leggero scioglie tutti i pensieri e fa vibrare il corpo. Adesso finalmente sento di poter ricominciare. La Colombia è un ricevimento dell'ambasciata. Non mi ha mai detto come fosse arrivata a Istanbul.
Era molto bello. Altissima, proprio come te. E parlava, era un piacere starla ad ascoltare. Mi avevano detto che era stata l'amante di Hikmet, il poeta. Lo vedi quel quadro, no? Sì, è bellissimo, l'avevo notato appena entrato. Ma non è bellissimo. Ma gliel'aveva regalato lui. Anita lo ha detto a me poco prima di morire. Aveva dei quadri di grande valore, ma li vendette tutti quanti per pagare i creditori. Aveva molti debiti. I soldi che aveva avuto dal marito non le durarono a lungo. E i bagni turchi già cominciavano a passare di moda. Era sposata? Sposata, sì. È separata dopo 20 giorni con Ender, il re del caffè. Ender in turco significa raro. Beh, e lui era una persona piuttosto stravagante. Dopo il divorzio, Anita investì una parte dei soldi avuti dal marito nello hammam. Una cosa molto Ender per una donna a quei tempi. Già sì, i tempi andati sono sempre migliori. Se devo ripensare alla mia vita, la vedo come una lunghissima vacanza e sto lì delle ore a guardarla come un cretino. Vuoi ancora del cognac? No, grazie. Mia zia le ha mai parlato di mia madre? Non amava parlare molto del passato, ma credo che lei fosse molto affezionata. E di me? Non le hai mai detto niente? Sì, sapevo che ti voleva lasciare la hammam in eredità. Lo aveva deciso dopo la morte di tua madre. Ma l'hai venduto o no, questo hammam? No, ancora no. E che aspetti a venderlo? Mi stanno facendo perdere un sacco di tempo. Stai attento a quella gente. Sbrigati a vendere e vattene. Anita, le hai mai parlato di mio padre? No. Mi dispiace per quel documento, ma non so proprio dove possa essere finito. Le cose di valore di mia zia vorrei lasciarle a voi. No, tu devi tenere. Lei ha voluto lasciare a te. No, è più giusto così. Siete stati voi la sua famiglia. No, non insistere, perché tu... Diceva? Perché noi abbiamo il ricordo di Madame e tu niente, capito? Domani pomeriggio appuntamento con il compratore. Sei mai stato in un hammam? Sei mai stato in un hammam? No. Lei è venuto a prendermi. Avevo 6 anni. Ricordo questa paura.
Non volevo. Lei rideva. Mi teneva stretto. Da solina, mamma, ho cominciato a lavare. Ho sentito piacere. E sento anche oggi questo profumo di sapone, questo profumo di calore e di vapore. E poi ho dormito in braccio a lei. Mi incastrava la testa, dicendo, sei il mio bambino. Così mi ha insegnato a mamma. L'amore per tutte le cose. Tradizione. Mi ha insegnato come si lava, come si fa un massaggio e dare sollievo alla carne per arrivare a dare sollievo allo spirito. È vero che le donne turche si depilano completamente? Vuoi dire il davanti? Sì. Molte le forme. Bizim çok affedersiniz yarım saat geç kaldım çünkü trafik dışarısı felaket bir trafik var efendim. Belgeyi bulmuş mu? Hayır efendim. Çok güzel. Fiyatta anlaştınız mı? Anlaştık efendim. Kontratı verin de işi bitirelim. Verin. Dala signora por favore. Noteri hemen buraya gönderin. La signora Sfidi sta comprando tutta la zona, un grande centro commerciale, anche hotel, ristorante, un grande market, anche un stadium de tenis. Zozo 15 dakika sonra başka randevum var. Eccola. Por favore, dal documento. Melike! Melike! Ne var Ferhan? Duydun mu kız? O bizim Zozo var ya, Zozo dolandırıcı çıktı. Bütün buraları satıp alışveriş merkezi yapacakmış. Ben biliyordum onun ne mal olduğunu ama nah yapar alışveriş merkezi. Bak sen, bana öyle söylemedin. Tüh namussuz. Francesco var ya hani bizim adamın yeğeni, o da satmıyor. Vallahi bilemiyorum. Bizim Hikmet de satmayalım diyordu zaten. Herkese haber verelim, tamam mı? Herkese. Verelim kız. Hatice! Ne var kız, ne bağırıyorsun? Sozan'ın yaptığı altı duydun mu kız? Bugün öğleden sonra satış için randevumuz var. Aman sakın ha, satmayalım. Ferhan Hanım arkadaşlarla toplanalım diyor. Vallahi ben bizim Ekrem'e söyledim adamın ne mal olduğunu ama dinletemedim ki. Geliyorum, bekleyin. Ferhan hadi çok bekledim. Bir saattir bekliyorum. Çok geç kaldım. Dur kız, çok güzel olacak. Bir dakika, indir kollarını. Ha? Şimdi geliyorum ben, sen dur burada. Bravo. Ay fatto bene. Ya Ferhan, ortalık karıştırıyorsun. Bak başıma iş açacaksın. Yanlış yapıyorsun. Sen şu çocuktan örnek al önce. Tu sei un ragazzo coraggioso. Pronto, Marta? Sono io. Ah, finalmente. Ma che fine hai fatto? È tutto il giorno che ti cerco. Perché hai staccato il telefonino? Sì, scusa, è che l'ho lasciato in albergo. Senti, qui è successa una cosa fantastica. C'è una ditta che si sta trasferendo a Roma e ieri Paolo è riuscito a contattarli. Devono arredare i loro uffici, pensa, sono 5 piani in un palazzo d'epoca, avremo da lavorare per mesi. Senti, mi sa che avrò da fare anch'io per un po' qui. Perché che è successo? Non vogliono più comprare?
No, sono io che ho deciso di non vendere. Voglio tentare di rimettere a posto il bagno turco, se ci riesco. Ma fammi capire, Francesco, lo vuoi ristrutturare per venderlo meglio? Forse, ancora non lo so. Bardak. Bardak. Bicchiere. Bicchiere. Bravo, bicchiere. Türk usulü kahvaltı hoşuna gitti mi? İyi uyudun mu? Burası geceleri çok sessiz olur. Bak bu incir reçelini dün yaptım. Bundan bir tat. Anne Francesco bir şey anlamıyor. Kızım öyle kelime kelime öğretmeye kalkarsan o bir şeyler öğrenene kadar aradan yıllar geçer. Oh. Cara sorella, oggi mi è stata recapitata la prima lettera che ti ho mandato. Non l'hai nemmeno aperta. Non ti spedirò questa seconda e nemmeno le successive, ma è necessario che ti scriva, perché è l'unico modo che ho per sentirti vicina. Ho trovato un vecchio hammam nel centro della città. È un po' malandato, ma ha classe. Non costa molto e ho deciso di comprarlo. Vorrei riaprire il bagno turco, un hammam, come si dice qui. Mi diverte l'idea di organizzare uno svago per soli signori. Sarei la prima maîtresse occidentale in questa città di onnipotenti padri di famiglia e potrei assistere di nascosto ai loro piaceri così privati. Gli hammam sono strani luoghi dove il vapore rilassa i costumi insieme ai corpi. Ho molti amici qui che mi sarebbero grati se offrissi loro un riparo accogliente e discreto per certi capricci. E io, come sai, difficilmente so sottrarmi all'opportunità di far felice un uomo. Ci vorrà del tempo e molta fatica, ma penso che ne valga la pena. E lo considererò come un tributo a questa città che ha voluto essere così generosa con un'avventuriera italiana. Pronto? Ciao Nelly, sono Francesco. Buongiorno signore, come stai? Sì, tutto bene. Senti, la signora c'è? Non c'è, andata a Milano per parlare di lavoro. Ecco, allora Nelly, adesso fammi un favore, tu riattacca e non rispondere che io lascio un messaggio sulla segreteria. Hai capito? Ciao. In questo momento non siamo in casa. Se volete lasciarci un messaggio, fatelo dopo il segnale acustico. Grazie. Ciao Marta, sono Francesco. Senti, ti segni questo numero di conto corrente che devi farmi un bonifico bancario? Allora, il numero è... Ne yapalım ya? Yani şu kapıyı da yapmamız lazım. Şu işçilerin işini biraz hafifletelim ya. Bu sökülmüş zaten. Ustalık iş bu. Sonra öyle falan yap. Ya arkadaşlar bunun temizlenmesi için mutlaka gelmeleri lazım. Buongiorno Zozzo. Buongiorno signor Francesco. Come mai qui? Posso parlare con voi? Ne possiamo parlare tranquillamente anche Posso qui? parlare privato, per favore? Cosa c'è? Sente, questa signora pericolosa. Perché? Perché io c'ho paura, È difficile questa signora, Tu vendi queste hammam. È molto difficile questa signora, Ma non c'è nessun tipo Ma di problema. come? Io c'è questo, perché io c'ho paura, Tanta paura, Ne parliamo un'altra volta. Ma ti dico, è difficile questa signora, Ti dico una cosa, è pericolosa la signora, Zozzo, devo Tu tornare... vendi queste hammam, ti dico una cosa? Devo tornare a lavorare, ne parliamo Ma tu un'altra- vendi Grazie. queste hammam, è difficile questa signora, è pericolosa signora, capito? Grazie Zozzo, arrivederci. Arrivederci. Francesco. Francesco.
Buongiorno. Buongiorno. Colazione è pronta. Ciao, sono io. Sono le 8 di giovedì. Non ci sei mai? Comunque, qui è tutto a posto. I soldi sono arrivati, i lavori procedono. Spero che tu stia bene. Senti, ti lascio un numero a cui mi puoi trovare sempre all'ora di pranzo, che è il 212-7712-3244. Hai fatto bene a cambiare il messaggio. È meglio con la tua voce. Un bacio. Ciao. Questo bagno turco è diventato la mia reggia. È tutto opera mia, fin nei minimi dettagli, e ne sono così fiera. All'inizio è stato molto duro. Una donna qui deve faticare il doppio di un'europea per ottenere la metà. Ma ora mi sono fatta una certa reputazione e ho molti amici. Il mio hammam è diventato un'istituzione a Istanbul. Vengono anche da fuori per visitarlo. I clienti mi parlano, si confidano con me, mi trattano da pari. Ogni tanto mi diverto a osservarli di nascosto, mentre si intrattengono tra i vapori. E sul conto di questi onorati padri di famiglia so ormai così tante cose che mi rispettano più delle loro santissime madri. Görüşürüz ya. Bay bay. Ciao. Oldu peki. Tamam bitti tamam. Bak kardeşin ne oldu ağlıyor mu? Oldu da bitti maşallah. Tamam. Maşallah.
Baycan Erkek'e sen inşallah. Baycan Erkek'e sen... Allora? Come mai questa sorpresa? Perché ti dispiace? No. Anzi. Niente, ho pensato di farmi una vacanza. E poi era un po' che non ti facevi sentire, no? È stato un periodo molto pieno, poi ho avuto dei problemi con i lavori. C'è ancora molto da fare. No, è quasi finito. Tra qualche settimana c'è l'inaugurazione, te l'avrei detto. Allora hai deciso di restare. Boh. Non lo so ancora. Senti, spero che ti troverai bene a casa di Osman. Sono tutti molto ospitali. Guarda, io avrei preferito l'albergo, veramente. Tanto rimango pochi giorni. Ma hai ereditato anche la macchina? Questa? No, l'ho comprata da Ali. Da chi? Un amico. Affedersiniz, Edirne'ye buradan mı gidilir? Bilmiyorum, yabancım. Pardon. Hai imparato anche il turco. Ma che imparato? Mi faccio capire. Sei ambientato bene, Ciao. Finalmente, ma è troppo ritardo. L'aereo. Benvenuta. Siamo felici di averti in nostra casa. Lei è Perran e lei è Fusun. Evet. Pek de sıskaymış be. Ecnebi işte ne olacak? Sen onun bunun işine karışacağına git de kocana yemek yap. Bu olmadı. Sen buna çak yaptın. Çok yapmayın. O sarhoş mimarın işi. Tamam. Francesco, io vengo. Che dice la ragazza? Dice che se vogliamo andare è quasi pronta la cena. Beh, andiamo. Lei non parla italiano? Un pochino sì, ma non bene. Scusa se è arrivato tardi, ma ho lavorato tanto oggi. Ciao, sono Mehmet. Ciao. Piacere. Dio, quanto abbiamo mangiato. Ma come hai fatto a non ingrassare tutto questo tempo? Insomma, che impressione ti hanno fatto? Ma simpatici, gentili. Sai quanto erano curiosi di conoscerti. Ma Fussun... Fissun. Fissun. È molto carina lei. Che cosa fa? Studia. È una ragazza molto intelligente. Anzi, se ti va di fare un giro per Istanbul, domani ti posso chiedere di accompagnarti. No, preferisco andare da sola. Mehmet invece lavora in una televisione privata, fa il cameraman. Senti, domani lavori? Sì. Ma io so quanti lavori c'ho da fare ancora. Poi che te sarai stanca, no? Col viaggio e tutto il resto. Sì, abbastanza. Buonanotte.
Sì? La colazione è pronta se vuoi. Dov'è Francesco? Lavoro. Arrivo. Buongiorno, Perran. Buongiorno. Siediti, fai colazione. Sto scaldando formaggio. Ma io non faccio mai colazione la mattina. Ah, si vede. Tu non parlare, siediti. Allora non vuole che l'accompagno? No, grazie, non importa. Anne ben çıkıyorum. Güle güle, geç kalma. Ciao. Ciao. Ecco, questo molto buono. L'ho trovato cambiato, sai. All'aeroporto quasi non lo riconoscevo. Ma ci hai parlato? No, ancora no. Ma che aspetti? Senti Paolo, non mi angosciare. Eravamo stanchi tutti e due ieri, ci parlo stasera. Sì, ho capito. Quando mi richiami? Domattina. E dai, ti chiamo al laboratorio. Va bene, ok. Ciao. Ciao. Osman nereye? Ya arkadaşlara söz verdim. Bir yerde buluşacağız, bir iki laf edeceğiz. Oho, sen bu işi alışkanlık haline getirdin. Ne oluyor böyle her gece her gece? Otursana evinde, misafir var. Ne bağırıyorsun İki laf ya? edersin. Ne bağırıyorsun ya? Bu Allah yaştan Allah. sonra sana hesap mı vereceğim? Arkadaşlarla iki laf edelim dedik. Vereceksin tabii. Bıktım senin bu arkadaşlarından. Bana bak, ben de senin bu civciv bu dikişçi karılarından bıktım, tamam mı? Bu evde dikiş dikmesen ben ne olur biliyor musun senin halin? Allah kahretsin seni. Scusa Marta. Scusate. Git bakalım ne varsa orada. Geç kalma. Marta. Fai così. Ma portiamo Marta a fare un giro per Istanbul? Ti va di uscire? Sì, dove... Ma se non ti va possiamo anche fare domani. Beh, domani. Füsun, hadi kızım sen bulaşıkları bitir. Vai che ti do una mano. È fatta. Guarda. Angoscia. Si disegna c'è angoscia dentro te. Come ti mangi. Chiude strade. Porti questa ansia dall'Italia. C'è due qui. Buonanotte, io vado a dormire. Buonanotte. 2 ore, 2 giorni, 2 mesi o 2 anni o 2 uomini. Io vedo che dopo c'è tranquillità.
Tu hai strano rapporto con lavoro e soldi. Tu tocchi molti soldi, ma soldi ti fanno schifo. È proprio schifo o no? Sì, a te non piace i soldi. Tu non sai ancora i grandi cambiamenti. Bunlar açeli. Ieri ho dovuto litigare un'altra volta con il capomastro sempre per colpa della Centrale del CNC, bilirsin, yapmaz. Stamattina faccio un bel discorso. Ma perché? Buongiorno Marta, svegliamo presto. Siediti. No, non ti disturbare, Perran, faccio io. Faccio io. Yahu Ferhan, rahat bırak kadını. Sen de evlilik bir davransın. Al. Dicevo. Anne size bir şey söyleyeceğim. Dündar'la biz evlenmeye karar verdik. Ama sen o çocuğu hiç beğenmezdin. Fikrimi değiştirdim. Çok iyi. Çok iyi kızım. Bu işe çok sevindim. Ben vallahi Dündar hiç fena çocuk değil. Hem Füsun'un artık evlenme çağı geldi. Bak evladım. Eğer evleneceksen bu onu gerçekten sevdiğin için olmalı. Ben başka birinden kabul etmem. Ya Ferhan kes artık. Eğer kızımız gerçekten ciddi olarak evlenmeyi düşünüyorsa bundan memnun olmalısın. Üstelik artık Füsun 20 yaşında. Devir tavuğunda dönüyor. Öyle değil mi kızım? Bu güzel haberi kutlamak için bu akşam bir yemeğe gidelim ha? Allora, bardak. Bardak. Ben gidiyorum. İyi günler. İyi günler. Ciao. Ciao. Francesco, hai bisogno di parlarti. Se ti dispiace se parliamo stasera, oggi ho un sacco di cose da fare.
Ciao stasera. Pronto Paolo, rispondi. Paolo? Paolo, dove cavolo sei? Senti, io gli faccio firmare le carte oggi stesso e prenoto un volo per domani. Fatti trovare a casa stasera, così ti dico a che ora arrivo. Fatti trovare, per favore. Ciao. Beni böyle bir güzel akşama katmanız çok mutlu etti. Füsun için. Mi dispiace Marta, tutti parlano turco. Keşke daha önce olsaydım. Her şeyin zamanı var. Evet, Şeref. Aa öyle canım. Füsun'un çalışmasına gerek yok. Okula gitsin, evimizle ilgilensin. A tutti gli sposi. Bütün evlenenlere. Merci Oscar. Sen bu haylardan hiç tatmadın. Francesco, sei capace di dire al cameriere che è finito il vino? Şarap lütfen. Com'è la macchina? Ma l'hai vista benissimo la macchina. Voglio fare un altro brindisi. A tutti quelli che si amano. Bütün aşıklara. Şerefe. Questo è il piatto armeno, accompagnare il rakı. È fatto con tonno e soia. Prova, ti piace? Orası kapandı. Orası kapandı mı? Ne zaman? Hadi ya. Füsun'la
Ne zamandan beri tanışıyorsun? Lo sai che scopo con Paolo da 2 anni? Ne içiyoruz? Dove capita? A casa, in studio, in macchina, ascensore sulle scale. Marta, piantala, ma che dici? Non sai che una volta l'abbiamo fatto anche in macchina tua? Non sai che soddisfazione. Andiamo fuori a parlare, dai. No, 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 guarda, non ho voglia di uscire, si sta bene qui. Vabbè, io vado, tu fai come ti pare. Vuoi vedere senza... Ma dove cavolo vai? Non ho mica finito, sai? Dove vai? Scappi? Non potevi scegliere un momento migliore, no? Mi hai messo l'imbarazzo davanti a tutti. Non me ne frega niente della tua famigliola, hai capito? Senti, io voglio bene a quelle persone. Poi sono stati gentili, anche con te. Potevi avere un po' più di rispetto. No, guarda, potevo averne molto di meno. Certo. Bastava che gli raccontassi soltanto la metà di quello che ho visto l'altra notte nel bagno turco. Lo facevi anche a Roma? Lo facevi anche a Roma, rispondi. No. Ah, l'hai scoperto qui. Io ti ho cercato un sacco di volte per telefono. Avevo bisogno di sentirti, ero confuso, ma tu non c'eri mai. Senti, Francesco, io sono qui da 3 giorni. Se davvero mi volevi parlare ero a tua disposizione, invece non hai fatto altro che evitarmi. Comunque non importa, guarda. Sono venuta qui per lasciarti, adesso è tutto più semplice. Bene, sono felice di poter collaborare. Stronzo. Cos'è, sei venuto a Istanbul per rompermi i coglioni? Sempre uguale, sempre lo stesso. Tutta questa calma, questa gentilezza, quest'aria di famiglia. Ma a me non mi canti, sai? A te della Turchia non te ne frega niente. Ma tu che ne sai? Ma che ne sai? Sei nemmeno di tua zia. E del bagno turco, figurati, ti conosco troppo bene. Ma sai qual è la verità? Sentiamo, qual è la verità? Tu hai soltanto approfittato della situazione. Volevi startene tranquilla a divertirti, no? A fare quello che a Roma non riuscivi a fare. Ma come ti permetti? E tu quante stronzate mi hai detto tutte le volte che ti vedevi con Paolo per scopare? Io mi chiedo, ma come hai fatto a far finta di niente per 2 anni? 2 anni? È stato facilissimo, guarda, mi veniva naturale. Certo. Eri talmente odioso, con quella tua aria perfetta, sempre impeccabile. Ma tu rifletti... Quel tuo buon gusto di merda. Ma tu rifletti prima di parlare, è proprio l'alcol che ormai ti ha offuscato completamente la testa. Vedi, non sei nemmeno capace di discutere. Io non ho voglia di discutere, voglio chiudere e basta, idiota! Ma lasciami in pace, va. Ti ho portato delle carte che mi devi firmare. Prima lo fai meglio e voglio partire domani. Può aspettare un attimo? Prego, prego. Grazie. Penna? Ecco. Dove devo firmare? Tutti e 2 fogli, in basso a sinistra. Non vedevi l'ora, Chiama Paolo e digli che è andato tutto come previsto. Non ti preoccupare, lo chiamo quando decido io. Certo, ormai sei grande, puoi decidere da solo. Spostati, devo fare la valigia. Spostati. Mi chiami un taxi, per favore? Ma dai, ma dove vuoi andare a quest'ora? In albergo. Ma cerchiamo di ragionare, cerchiamo di parlare. Anche perché se non lo facciamo adesso non lo faremo mai più. Me lo dovevi dire, Francesco. Non lo dovevo scoprire da sola. Anche tu non mi hai detto niente di Paolo. Ma non è la stessa cosa. E invece sì. Francesco, io ti ho tradito con un uomo. Beh, se è per questo anch'io. Dur Osman, dur. Dur bekle biraz daha bekle. A Roma io non ero felice. Se penso a come mi sentivo, a come mi comportavo con gli altri, con te, facevamo proprio una vita del cazzo. Non sai quanto mi fa rabbia adesso. E invece, da quando sono qui è cambiato tutto. La gente mi sembra più gentile. E io sono più gentile con gli altri. Faccio le cose con più entusiasmo. Osman e Perran mi trattano come fossi un figlio. E Mehmet mi dà un sacco di coraggio. Mi ascolta, mi capisce. Io sto bene con lui. E questa è la vita che volevo. Devo ricordarmi di comprare qualcosa per Nelly prima di partire.
Marta, Ciao Perra, quasi finito. allora tu hai deciso? Sì, parto domani. Oggi non c'era posto. Queste le dai affisso. Stanotte dormo in albergo. Ma no, vuoi pensare un po' prima di andare, solo qualche giorno. Mi dispiace di aver coinvolto te e la tua famiglia. Non dire questo. Io voglio solo che voi pensate bene. Per questo dico a te restare ancora un poco, per pensare meglio e per decidere. Se tu non vuoi dormire con tuo marito, stare qui da sola. Io dico a lui di dormire con Mehmet. Sì. Francesco? Ciao. Io sto per partire. Senti, queste me le ridai quando le lette. Ti ho lasciato il libro e i giornali in camera. A che ora parti? Domattina alle 11. Ciao. Allora io vado. Salutami Osman e ringrazialo di tutto. Mi dispiace che anche su sta fuori. Non sapeva che tu partivi. La chiamerò domattina prima di partire. Ciao Perra. E grazie ancora di tutto. Arrivederci Marta. Questa è sempre tua casa, quando vuoi. Buona fortuna. Anche a te. Ci sono dei giorni, verso l'inizio di ottobre, in cui Istanbul improvvisamente diventa grigia. L'estate sembra finire di colpo e ogni anno me ne stupisco. Forse perché da quando sono arrivata qui mi sono sempre sentita in vacanza. E quando viene l'autunno, così, senza preavviso, ripenso all'Italia e mi assale la malinconia. Mi sveglio la mattina e cerco di immaginarti. Cosa fai quando ti sei alzata? Cosa mangi a colazione? Forse ti copri perché sta arrivando il freddo. Forse mi pensi qualche volta. Quando arriva l'autunno, Giuliana, mi sento sola. Allora mi metto a pensare al piccolo Francesco. Vorrei tanto sapere come sta, quali giochi lo divertono, cosa gli piace mangiare e cosa pensa. Sono sicura che è un bambino molto intelligente, riservato, come te. Tuo figlio, il mio unico nipote. Gli parli mai di me? Vorrei che crescesse come suo padre, forte, coraggioso, consapevole, che avesse lo sguardo limpido per riconoscere i desideri e le braccia forti per realizzarli. Vorrei che fosse un uomo libero, un uomo felice. Perché si può essere felici in questa vita, Giuliana. Si deve. Questa casa puzza di vecchia, mia cara. Un fetore ancora più insopportabile della vista di tutti questi cimeli. Ma io sono un irriducibile masochista e non riesco a separarmene. Vuole latte, zucchero. Solo latte, grazie. In ruin der scena, nella rovina delle sale infrante, solitaria la gru, sta nel suo lutto. C'è qualche cosa che può fare per lei questa vecchia gru? Non molto, credo. Sei venuta solo per salutarmi. Ha ragione. Lei nemmeno mi conosce. Io non so cosa mi aspettavo. Ma sono successe così tante cose, io non so con chi parlare. Con me, per esempio. Marta è
piace Marta. Anche ha belle tette. Siete un attimo? Hanno suonato? Non ho sentito. Ma tua madre non c'è? È andato fuori le spese. Vado io. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz İtalyan Francesco musunuz? Evet, benim. Il suo sguardo, non lo so, il suo modo di fare è cambiato. È strano, ero venuta in Turchia per lasciarlo e adesso invece... Ti piace? Osman Bey telefonu istiyor. Alo? İyi akşamlar. Evet, burada. Dayan. Caro Meme, ieri abbiamo ricevuto la tua lettera tanto attesa.
Sono felice di sapere che stai bene. Se non è così, se hai voglia di parlare, io sono qui. Da quando sei partito il quartiere sta cambiando molto in fretta. Ho convinto Fisson a non sposarsi, con grande gioia di tua madre. La settimana scorsa è nato il bimbo di Yildiz. Hanno deciso di chiamarlo Francesco. Ovviamente Perran, Fisson ed io abbiamo pianto un bel po'. Quasi tutti i pomeriggi scendo nella mam. Oramai i lavori sono finiti. Qualche volta al tramonto mi prende la malinconia. E poi all'improvviso arriva questo vento fresco e se la porta lontano. È un vento strano che non ho sentito mai da nessun'altra parte. È un vento leggero e mi vuole bene.